Negli ultimi 3 anni aveva dichiarato mediamente un reddito annuo di 4 euro, pur avendo accumulato nel tempo un vero e proprio patrimonio tra terreni, immobili, auto e società. Un settantenne di Bussolengo, in provincia di Verona, Giovanni Lollo Montresor, già oggetto di una denuncia nel 2011 per omessa dichiarazione di capitali all'estero e per non aver versato le tasse sulla vendita di un terreno sul litorale veneto, si è visto sequestrare l'intero patrimonio per un valore complessivo stimato in 300 milioni di euro. L'imprenditore Scaligero era stato coinvolto in passato in procedimenti penali negli anni 90 per corruzione e truffa ai danni dello Stato. Dopo la denuncia, le indagini condotte dal nucleo di polizia tributaria di Venezia, che hanno portato a qualificare l'imprenditore come una persona che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il Tribunale di Verona ha così disposto il sequestro di tutti i beni dell'uomo e del suo nucleo familiare, costituito da 9 società, 2.350.000 metri quadrati di terreni in provincia di Verona, Gorizia, Belluno e Brescia, e poi da 18 unità immobiliari e 7 autoveicoli. Il settantenne di Bussolengo ora è chiamato a dimostrare in contraddittorio davanti al Tribunale la legittima provenienza del suo patrimonio. Se non dovesse riuscire a convincere i giudici, tutti i beni che oggi sono stati sottoposti a sequestro potranno essere confiscati e acquisiti da parte dello Stato.